senza... Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open your eyes, this is the world. Open Your Eyes, amici di Radio Libertà, sempre con Sic et Non, con la nostra trasmissione per verificare un po' le notizie della settimana, per capire dove ci porterà il pensiero woke, il pensiero unico dominante e quello che insomma cerchiamo di fare per immettere un po' in rete i giusti anticorpi a questo virus che circola, a questo virus che non ci lascia mai liberi, che è il politicamente corretto. Intanto vi ricordo ancora una volta, cari amici, manifestazione dei Patriots, Without Fear, senza paura, in Europa, padroni a casa nostra, Milano, 18 aprile, sabato, ore 15, a partire dalle ore 15, ma tanti di noi saranno lì già molto prima. Se mi volete incontrare per, non so, per prendermi a pugni o per salutarmi, fate voi, mi trovate lì dalla mattina, quindi saremo con così l'organizzazione a dare una mano per gli allestimenti poi della piazza, mentre poi altri amici faranno anche il corteo e ci ritroveremo appunto tutti assieme sabato. Vi ripeto, è un momento importante, carico di tanti significati. La stanno cercando di buttarla solo come un corteo, ovviamente la sinistra, lo ha fatto il sindaco Sala e molti altri, sulla remigrazione, ma in realtà è un momento di riflessione voluto dai Patriots, cioè dalla terza forza politica del Parlamento europeo. Arriveranno leader europei importanti per dire no a quest'Unione Europea, a quest'Unione che non toglie i vincoli di bilancio nonostante i problemi internazionali, a questa Europa che continua a fare la sua politica totalmente distaccata dai desideri dei popoli. Quindi è un momento importante per ribadire il nostro no a un superstato democratico e iperburocratico. Ecco, quindi senz'altro il tema dell'immigrazione, siamo i primi a parlarne, ma anche il tema europeo, proprio perché chi organizza sono i patrioti, quindi il gruppo di cui orgogliosamente fa parte la Lega, insieme a tante forze importanti in Europa, delegazioni da oltre 12 paesi, quindi ringraziamo davvero chiunque vorrà essere presente e potrà assaporare il clima, un clima fermo, un clima serio ma pacifico, di gente pacifica, giovani e meno giovani, uniti in questa critica alla signora von der Leyen, che è la nuova Maria Antonietta, no? Non mangiano pane, mangeranno brioche, ecco, la stessa cosa. Non vogliono l'ETS, ma pagheranno le tasse sulla benzina, sul diesel, eccetera, eccetera. È la stessa identica situazione, ma per cambiare ci vogliono le rivoluzioni. Le rivoluzioni si fanno in piazza, venite in piazza, vi ripeto, senza paura, in Europa, padroni a casa nostra, 18 aprile ore 15, contro tutto e contro tutti, contro anche la cattiva propaganda di chi ci sta descrivendo come dei folli, degli estremisti. Non è così, è un pensiero di buonsenso e questo pensiero di buonsenso deve passare assolutamente nell'agire comune e soprattutto nella politica. Ecco, lo diceva qualche scrittore, state attenti, lo diceva anche Malcolm X, no? Che vi faranno odiare chi invece dovreste sostenere e viceversa. Insomma, ecco, questo è un po' il senso. Vi ricordo che per intervenire, per dare la vostra opinione, per proporre un argomento e quant'altro, potete chiamarci, intervenire in diretta solo in questa radio, lo potete fare davvero 02 92 94 72 22, ripeto 02 92 94 72 22. E in attesa delle vostre telefonate sempre graditissime, vado avanti con
alcune notizie molto, molto interessanti. Uno è un servizio che ha ripreso Panorama, ma che anche altri so che stanno indagando, insomma. Voi sapete che, e se non lo sapete ve lo raccontiamo, esiste un'università fantasma. Un'università fantasma nel cuore del Veneto agricolo, del Veneto quello anche più vero, più autentico, un'università islamica che non è riconosciuta. Voi sapete che molte scuole private, specialmente le scuole cattoliche, per diventare paritarie, quindi per avere accesso a tutta una serie di, come dire, di possibilità, devono comunque, trovare una convenzione col ministero, eccetera. Questi signori nulla di tutto ciò. Loro non hanno, perché l'Islam è l'unica religione che non ha assolutamente alcuna intesa con lo Stato italiano, come ce l'hanno invece tante altre confessioni religiose, forse perché si insegna la Sharia, forse perché si insegnano concetti contrari di fatto, confliggenti con la nostra Costituzione, per quanto riguarda le donne, per quanto riguarda la capacità di ereditare, di educare i figli, un certo tipo di violenza, un certo tipo di rapporto con i minori, ma potrei andare avanti per molto, lo sapete, un certo rapporto con chi dovesse decidere di cambiare religione e quant'altro. Ebbene, in casa nostra questi simpatici, sempre simpatici signori si fanno sostanzialmente i cavoli loro, e c'è anche l'università islamica, che per il ministero non esiste, ma loro dicono che in realtà è questione solo di tempo per il riconoscimento dello Stato. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'istituto Bayan, offre corsi triennali in scienze coraniche, a prova di Sharia, con prof di purificazione, pensate un po'. Si chiama davvero Università Islamica, in questo edificio un po' anonimo nel Veronese si insegna la Sharia con titoli presentati come lauree e sfarzose cerimonie di consegna dei diplomi, toghe blu bordate d'oro, palco, centinaia di persone in sala, scene che ricordano la graduation degli Atenei americani. E questo è il progetto del Bayan, Istituto Italiano di Studi Islamici e umanistici certo, che ha sede a San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona. Sul sito ufficiale si parla di formare imam e guide religiose, e tra le varie offerte didattiche spicca un corso triennale in scienze islamiche. Nella pagina di presentazione del programma si legge che al termine del percorso viene rilasciato un certificato equivalente a un diploma di laurea triennale. Subito dopo compaiono anche le quote richieste agli studenti, 1.500 euro l'anno per un totale di 4.500 euro per l'intero percorso. Tutto deve avvenire nel rispetto delle regole religiose. All'interno uomini e donne devono mantenere sempre una certa distanza. Le lezioni si svolgono nella stessa aula, ma in file separate. Da una parte le donne, tutte con il velo, dall'altra i maschi. I corsi poi sono tenuti da docenti presentati come dottori, tra virgolette, con studi, pubblicazioni e percorsi di ricerca alle spalle, ma non è chiaro dove e come si siano formati. Tra le materie insegnate compaiono scienze del Corano, diritto e cultura islamica. Tra l'altro ci sono delle università italiane, laiche, dove si può studiare la lingua araba, dove si può studiare il Corano, per esempio le università di scienze orientali, molto famosa è quella di Napoli, però qui siamo di fronte a un'altra cosa, a una madrasa, a una scuola coranica, così pare. C'è anche qualcosa di particolarmente singolare: i professori di purificazione. A rendere tutto ancora più opaco è un altro dettaglio: la pagina del sito con queste informazioni ora è stata oscurata, forse proprio perché alcuni settimanali come Panorama, insomma, hanno fatto lo scoop su questa situazione. Ma il nodo vero è un altro: per lo Stato quell'università non esiste. In un video di presentazione diffuso online, l'istituto afferma di aver già avviato il percorso per ottenere il riconoscimento del Ministero dell'Università italiano, auspicando di acquisirlo nel più breve tempo possibile, inshallah. Chi scrive ha contattato telefonicamente, e questo è il servizio di Eugenia Fiore su Panorama, appunto,
il responsabile delle relazioni esterne dell'istituto, fingendosi interessata, e per prima cosa è arrivata una verifica religiosa. Sei musulmana, vero? Subito dopo un'altra precisazione. Prima devi imparare l'arabo, non puoi iscriverti, perché voi sapete che l'insegnamento coranico nella religione islamica può essere fatto solo nella lingua originale, che è la lingua araba. Cioè, mentre facciamo un parallelo, un paragone, forse un po' improprio, ma tanto per capirci, con il cristianesimo. Il cristianesimo dice che i testi sacri della Bibbia e dei Vangeli sono ispirati da Dio, cioè Dio ha dato un'ispirazione agli uomini che nel loro tempo, nel loro periodo e con il loro modo di scrivere, poi hanno messo la parola del Signore su carta. L'Islam dice una cosa diversa, che l'arcangelo Gabriele ha dato la parola a Maometto in arabo, e quindi l'arabo è l'unica e sola lingua sacra, e quello che è stato detto nel Settecento a Maometto, e quella è la verità, punto e basta. Quindi c'è proprio questo discorso, e quindi o si studia e si impara in arabo o niente da fare, insomma, ecco, questa è la differenza. Il responsabile, tra l'altro, prova a dire: non ti preoccupare del riconoscimento ministeriale, è un discorso che stiamo portando avanti, e poi riaggancia dicendo di avere fretta, probabilmente perché ha mangiato la foglia, come si suol dire. Secondo il ministro dell'università e della ricerca, il MIUR, l'istituto non solo non è riconosciuto, ma ai suoi uffici non risultano nemmeno domande di autorizzazione o procedure in corso. Ha confermato che non esistono pratiche in istruttoria o quant'altro. Insomma, questo Bayan si presenta come un'università, ma non lo è. E la visura camerale, rivela che dietro l'istituto, che promette diplomi equivalenti a una laurea, ripeto, questo è un millantato credito per conto mio, non c'è un ateneo o una fondazione accademica, ma solo un'organizzazione religiosa, l'Associazione Italiana Islamica degli Imam e delle Guide Religiose, con sede a Roma. Altre zone d'ombra emergono quando si prova a capire il background di chi ci insegna. Incrociando i nomi che compaiono nelle attività di questo centro, con profili social, materiali pubblici, affiora un elemento ricorrente. Diversi docenti e dirigenti dell'istituto risultano formati nello Yemen, in ambienti appunto di istruzione religiosa islamica, come Aref al-Jalal, indicato tra i professori, che ha studiato all'università di Sana'a, quindi nello Yemen. Lo stesso ateneo compare anche nel percorso formativo del presidente dell'istituto, Anwar Abdubaki Shamsuddin, che nel suo profilo Facebook indica a sua volta studi presso la stessa università. Ma la Al-Iman non è un istituto religioso qualunque. È stato fondato, dovete sapere, dal predicatore yemenita Abdul Majid al-Zindani, inserito nel 2004, fin dal 2004, dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nella lista dei terroristi internazionali. È indicato anche dall'ONU, quindi non solo dagli Stati Uniti, che magari hanno le proprie battaglie da fare, ma anche le Nazioni Unite lo hanno indicato come un membro di Al-Qaeda. Al-Zindani sarebbe stato negli anni 80 e 90 la guida spirituale niente meno che di Osama Bin Laden, e avrebbe avuto un ruolo di reclutamento e comunque vicino anche alla raccolta fondi per la rete jihadista. E proprio Aref al-Jalal, uno dei docenti di primo piano del Bayan, ha condiviso sui social un messaggio di cordoglio per la morte di al-Zindani, descrivendolo come una figura religiosa di grande riferimento. Ma c'è dell'altro. Il contesto in cui si inseriscono queste figure rimanda anche al mondo della fratellanza musulmana, movimento islamista internazionale con l'obiettivo di promuovere una società governata dalla Sharia. Nel corso del tempo questa fratellanza ha costruito una rete transnazionale di associazioni religiose presenti in numerosi paesi, movimento tra l'altro al centro di forti controversie, perché anche alcuni governi mediorientali, tra cui l'Egitto, perché i fratelli musulmani sono molto forti in Egitto, avevano sponsorizzato il regime di Morsi, poi appunto sostituito invece dagli attuali governanti, all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi, hanno tutti designato i fratelli musulmani come organizzazione terroristica, mentre diversi servizi di sicurezza europei lo considerano uno dei principali vettori dell'islamismo politico nel nostro continente. Anche in Italia il fenomeno è oggetto di attenzione da parte degli apparati di sicurezza, e quindi ci
diciamo, ci auguriamo che tutto vada per il meglio, ecco, che tutto vada per il meglio. Diversi studi su quell'islamismo indicano, insomma, centri di formazione vicini all'Islam, ecco. La domanda è inevitabile, e qui chiudiamo su questo tema. Un'università che per lo Stato non esiste, con lauree in Sharia e una rete di relazioni che porta fino allo Yemen, dove alcuni dei suoi docenti si sono formati in ambienti religiosi in cui si predica lo jihad armato. Ecco, un quadro come questo, qualcuno vuole fare qualcosa? Grazie. Vedo che abbiamo una telefonata prima della nostra pausa, la passiamo molto volentieri. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, dottor Tonini Risetta. Buongiorno a lei. Allora, dottor Tonini, per la manifestazione del 18 io ci sarò. E poi devo aggiungere, dottor Tonini, sempre che la Padania, tanti dicono che non esiste, che è un'invenzione di Bossi. La Padania esiste ed è una delle regioni all'avanguardia in Europa, se non nel mondo intero. Seconda cosa, dottor Tonini, volevo parlare della Biennale di Venezia, Sì. che per me resti uno spazio aperto. Io sto con Buttafuoco. Allora, io desidero esprimere il mio sostegno a Pietrangelo Buttafuoco e per la linea ineccepibile, senz'altro questo, tenuta in relazione al fantomatico caso Russia. In un contesto internazionale, dico io, segnato da tensioni profonde, la cultura deve continuare a svolgere il proprio ruolo, uno spazio di confronto, dialogo e talvolta anche di contraddizione. La Biennale per sua natura non è un luogo di censura, solo il palazzo e il potere possono ancora pensare di affidarvisi. L'arte, secondo me, interroga la realtà, anche quando questa è scomoda e divisiva. Le scelte operate sotto la direzione di Buttafuoco vanno proprio in questa direzione, cioè evitare, secondo me, semplificazioni ideologiche e preservare l'autonomia culturale da logiche esclusivamente politiche. E termino, difendere, dottor Tonini, la complessità oggi è un atto di coraggio, secondo me, e garantire che la Biennale resti uno spazio aperto, plurale, indipendente è una responsabilità, dico io, che merita rispetto e sostegno. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie mille. Beh, il tema della Biennale, come in generale il tema della cultura, è sempre un nervo scoperto. Al di là di quello che si possa pensare, insomma, anche della guerra in Ucraina, eccetera, abbiamo sempre detto che non deve essere la cultura in generale che unisce i popoli, li unisce in manifestazioni pacifiche, lo abbiamo visto anche parlando di concerti e quant'altro, insomma, non dovrebbero essere i popoli a pagare per gli errori dei propri governi. Ecco, mettiamola così. Poi la Biennale so che sta cadendo di tutto, si stanno mobilitando, pare addirittura degli 007 ucraini, sono arrivati il solito caravanserraglio antirusso, le Pussy Riot, tutte queste cose. Stiamo un po' a vedere. Pietrangelo Buttafuoco è uomo serio, è uomo che ha le sue convinzioni, non sempre andiamo d'accordo con lui, anche magari parlando di Islam piuttosto che di altro, però ripeto, è persona di grande cultura e diciamo la cultura serve proprio come antidoto alla violenza. Dopo magari parliamo ancora della Biennale e facciamo qualche piccola o grande riflessione. Intanto vedo che ci avviciniamo alla nostra pausa, quindi lascio volentieri spazio alla regia e ci rivediamo dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Little piece of you, a little piece in me will die.
there too long. This is not America. Oh, this is not the miracle. There was a time there's no bad news of you. Oh, this could be the biggest sky. I could have the faintest idea. For this is not America. Sha-la-la-la-la. 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 This is not America. No, this is not. Sha-la-la-la-la. Snowman melting from the inside. Falcon spirals to the ground. The biggest sky. So bloody red, tomorrow's clouds. A little piece of you, a little piece in me will die. A miracle, for this is not America. There was a time when that news of young. But this could be the biggest sky. I could have the faintest idea. But this is not America. Sha-la-la-la-la. 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 This is not America. No, this is not. Sha-la-la-la. This is not America. No, this is not. This is not America. No, this is not. Sha-la-la-la. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bene, di nuovo in onda, Sic et Non, anche oggi, seconda parte della nostra trasmissione, abbiamo parlato di Islam, ci è stato chiesto sulla Biennale, insomma, comunque la Commissione europea sta confermando, insomma, l'invio di una lettera all'ente per sospendere l'erogazione di 2 milioni di euro. Sostanzialmente Bruxelles blocca i fondi alla Biennale per la nota questione, insomma. Il ministro Giuli a parole si è schierato, ma poi tutto si è trasformato in un nulla di fatto, insomma, ecco. Buttafuoco rischia le dimissioni. Tra l'altro, se non sbaglio, Buttafuoco è presidente dal 2024 della Biennale. Sarebbe bello però conoscere anche la posizione dei membri del CDA, che insomma è un CDA anche importante, se non sbaglio ne fa parte anche il sindaco Brugnaro, credo anche Luca Zaia, ma correggetemi se sbaglio, ecco, insomma sarebbe interessante capire un attimo dove vogliamo andare. Insomma, a Venezia dovrebbero evitare di schivare una presa di posizione chiara in merito, insomma, e ribadire all'Europa che a casa nostra la cultura merita spazio, e merita spazio sempre. Almeno questa è la mia opinione, ovviamente, ecco, quindi liberissimi di contestarmi nel caso. Torniamo allora un attimo a parlare
a parlare della manifestazione. La nostra amica prima diceva che sarà presente, saranno presenti tanti leader stranieri. Ha annunciato un messaggio anche l'ex premier a questo punto ungherese Orban, che non si è mai tirato indietro. Orban, insomma, questo grande spauracchio, dicevano che ci sarebbero stati tumulti, prove di colpo di Stato, cose di questo genere. Non c'è stato assolutamente un bel nulla. Viktor Orban ha accettato l'esito delle elezioni, si è congratulato con il leader di Tisza, con Magyar. Magyar, che tra l'altro comunque ha avuto parole importanti anche per l'Italia, ma il problema è un altro. Il problema è che adesso il nuovo governo ungherese torna tra le grazie dell'Unione Europea. Prima abbiamo visto il ricatto europeo alla Biennale, qui c'era un ricatto europeo ben più grande, un guinzaglio di fondi che vale circa 37 miliardi, sono circa 16 per il SAFE, 11 per i fondi di coesione e 9,5 per il Next Gen, quindi un pacchetto di fondi che era stato bloccato, politicamente bloccato, e diciamo questo strumento di pressione politica adesso può essere sbloccato per l'Ungheria, però l'Ungheria era anche il paese che poneva dei veti. Innanzitutto i famosi veti per quanto riguarda il prestito, il maxi prestito all'Ucraina. Quindi tutti quelli che hanno tifato contro Orban oggi probabilmente dovranno allargare il portafoglio e allargarselo molto bene per questo grande prestito all'Ucraina, al signor Zelensky, per evidentemente nuove armi o nuovi sistemi d'arma, nuovi droni e quant'altro. Stiamo a vedere, insomma, ecco. In questa Ungheria che anche grazie a fondi e propagande straniere cambia da Fidesz a Tisza. Tisza è questo partito nuovo di Magyar che teoricamente è un partito di centrodestra, anche se poi praticamente ha sposato in pieno un'agenda che potremmo dire centrista, draghiana potremmo chiamarla. E quindi stiamo tanto è vero che non esiste più la sinistra in Ungheria, perché i partiti presenti nell'arco costituzionale, presenti in Parlamento in Ungheria, sono sostanzialmente il centrodestra di Tisza, la destra euroscettica di Orban, che poi fino all'altro ieri era nel PPE, quindi insomma non mi dite che è un estremista, e poi alcuni degli estremisti effettivamente diciamo degli estremisti di destra che hanno preso pochi seggi, dal 4 al 6%, diciamo, ecco. Quindi no socialisti, no comunisti, no pseudodemocratici, liberal socialisti, tutte quelle alchimie politiche che a casa nostra hanno molto spazio mediatico, si intende. E quindi stiamo un po' a vedere che cosa accadrà. Certo è che si chiude un regime, ma secondo me si dà spazio ad altri regimi. Torniamo a parlare di Islam, e lo facciamo sempre connettendoci alla nostra manifestazione. Il partito islamico Muro 27 sta Musulmani per Roma 2027, vuole incidere sulle elezioni di Roma Capitale e torna al centro dell'attenzione anche per le accuse rivolte a Matteo Salvini proprio per quanto riguarda la manifestazione in Piazza Duomo. Ovviamente si tratta di una contrarietà alla linea della Lega su immigrazione e islamizzazione e ovviamente la Lega conferma il proprio convincimento contro il dilagare, insomma, di una cultura diversa che è quella dell'Islam politico. Questo gruppo, cappeggiato da Francesco Thieri, ha sostanzialmente parlato e diffuso
una foto di un uomo che piange accanto al medico scrivendo TSO, cioè trattamento sanitario obbligatorio, per la crociata di Salvini e compagni. Al di là della grave banalizzazione di chi soffre di disagio mentale, quindi ha bisogno di trattamenti di questo genere, è un attacco personale che non scende minimamente nel merito e che forse nasconde solo il bisogno di mascherare il timore che certe strette sull'Islam vengano messe in atto, ovviamente se la Lega è forte. Ovviamente se la Lega è forte, perché altri partiti abbiamo visto come si nascondono. Non dimentichiamo che sono gli stessi ad aver proposto iniziative politiche basate sulla fede musulmana. Peccato però che l'Unione delle Comunità non abbia ancora siglato alcun patto, come vi dicevo prima, con lo Stato italiano, a differenza di tutte le altre confessioni. Quindi anche questo partito Muro 27 si aggiunge alla lista, lo saprei io dove fare un bel muro, si aggiunge alla lista dopo il PD e la sinistra di chi insulta e si oppone alla manifestazione della Lega e dei Patrioti in programma questo sabato a Milano. Evidentemente facciamo paura. Le provocazioni e le minacce di chi vorrebbe importare in Italia modelli di fondamentalismo non fanno altro che rafforzare le nostre ragioni, come ha detto giustamente Matteo Salvini. Matteo Salvini, anzi, allora restiamo sugli esponenti Lega, abbiamo qualche intervista da riportare. Bollette, Salvini sfida l'UE sui rincari, il vice premier lavora con Giorgetti a un intervento sull'energia, c'è il nodo del bilancio, ma il leader leghista dice che se serve sono pronti ad andare avanti da soli. C'è una partita doppia con Bruxelles, dall'altro si chiede flessibilità, dall'altro si prepara all'offensiva con la kermesse dei patrioti. Diciamo che stiamo parlando di circa 53 miliardi e mezzo il conto tra petrolio e gas in Italia nel 2025, pagati attraverso le riserve e il gas liquido, le importazioni dai nostri fornitori tradizionali, ma anche dai nuovi fornitori, quindi il GNL americano, ma anche per esempio il gas dell'Azerbaigian e così via. Oltre appunto vi dicevo all'Algeria, alla Libia e ai nostri tradizionali fornitori, tranne la Russia, e quindi insomma c'è questo lavoro certosino, lavoro di cesello, perché comunque c'è il limite, c'è il tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL su cui l'Italia si è mantenuta finora in linea a differenza di altre economie come quella francese. Ovviamente va bene fare i bravi, diciamo, ma se c'è un problema va affrontato, e quindi questo è un po' il discorso, un discorso che ha ribadito anche, e appunto siamo qui a leggervelo, Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera. Nel calcio vogliamo introdurre l'azionariato popolare per legare le società al territorio, parla di calcio, poi dice l'Europa esca dal patto di stabilità, serve una deroga per i costi dell'energia. Ecco, si parla della manifestazione di sabato, primo grande evento politico dopo il referendum, dice Molinari, in un quadro internazionale poi molto complicato che vede il nostro governo lavorare alacremente per contenere i danni economici provocati dalla guerra nel Golfo. Si parlerà solo di guerra? No, si parlerà di tutto, dice Molinari, dalla crisi economica per i costi dell'energia fino ai nostri temi, l'autonomia e la sicurezza. Soprattutto vogliamo dimostrare che c'è un partito vitale che ha intenzione di portare avanti il mandato assegnatogli dagli elettori. Scusate. Vogliamo chiedere alla UE, dice Molinari, di uscire o comunque di fermare il patto di stabilità. È necessario aumentare e diversificare gli approvvigionamenti, riproponendo l'idea di allacciare i rapporti economici con la Russia e l'utilizzo del nucleare. Scusate, per noi la soluzione più immediata è sospendere il patto sui costi dell'energia, come è stato fatto d'altronde con le spese militari. La gente non capirebbe come mai è possibile interrompere il patto di stabilità per aumentarle e invece non per quanto riguarda la nostra economia.
Capisco che questo tipo di emergenza è percepita dai membri UE in maniera differente. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa. Inoltre i paesi nord europei non hanno la nostra stessa densità demografica e la nostra quantità di imprese. Per il nostro paese l'aumento dei costi dell'energia è un problema strutturale dovuto anche alle scelte del passato. In primis, insomma, ricordiamo il referendum, il referendum sull'energia atomica che ci ha privato poi delle nostre centrali di allora e che ci fa rincorrere ad oggi una serie comunque di interventi che però saranno necessari e saranno in campo solo dopo diversi anni. Intervista infine al capo dei senatori, nonché segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo. La sinistra, dice, ha cercato di rovesciare i valori della Costituzione. Questo ci dà ancora più forza. Lega in piazza per difendere da questa UE le imprese e le famiglie. Che manifestazione sarà? Chiede appunto l'intervistatore. Sarà la manifestazione dell'orgoglio leghista. Scendiamo in piazza per difendere la nostra terra, i nostri valori e la nostra autonomia. Il ritrovo è fissato dalle 13 in Porta Venezia. 13 in Porta Venezia è il corteo, quindi piazza Oberdan. Da lì partiremo in corteo verso piazza Duomo, dove alle 15 inizierà la manifestazione. Ecco, chi vuole può raggiungerci anche comunque in piazza Duomo, se insomma arriva da un po' più lontano, ma almeno gli amici lombardi siano presenti fin da subito, ecco. Nei giorni scorsi l'appuntamento è stato caratterizzato da una forte critica, ma insomma Romeo ricorda che, vista la crisi internazionale, sarà l'occasione giusta per alzare la voce nei confronti di una UE che deve lasciarci liberi di spendere i nostri soldi per aiutare i nostri cittadini e le nostre imprese che oggi sono in forte difficoltà per il costo dell'energia, del carburante, delle bollette e per l'inflazione che evidentemente sta salendo. Penso che l'Italia, come ha detto bene Matteo Salvini, dovrà fare da sola. Rischiamo le solite critiche sulla Lega anti-europeista, e Romeo risponde con molta franchezza. Io ricordo ai lettori che la stessa cosa la disse Mario Draghi nel marzo 2021, quando fece la conferenza stampa sul decreto sostegni. Allora si parlava di acquisti di vaccini. Draghi disse che il coordinamento europeo ha un grande valore aggiunto sotto tanti aspetti, ma se non dovesse funzionare bisognerà cercare altre strade, ossia andare per conto proprio. Questo, diceva Draghi, è il pragmatismo che dobbiamo avere. Ecco, se vale per Draghi, se lo poteva dire lui nel momento in cui lui faceva il premier, a maggior ragione lo potremmo dire noi adesso. Europa, se funzioni per aiutarci, bene, se no facciamo per conto nostro. Ecco. Per sposare acriticamente le ideologie green, l'Europa non ha poi saputo gestire in maniera sostenibile tutti i vari processi di transizione e alla fine ha distrutto le nostre aziende, che sono piene di vincoli che hanno fatto perdere competitività a livello internazionale, cosa che la Lega denuncia da sempre. L'intervistatore chiede anche del messaggio sull'immigrazione. Non si vede una differenza rispetto a quello che la Lega ha detto negli ultimi 40 anni. Assolutamente no, risponde Romeo. Sono polemiche costruite ad arte per cercare di spaventare i nostri elettori e per impedire alla Lega di poter manifestare. Non c'è nessun Remigration Summit, è un'invenzione della sinistra. I rimpatri noi li stiamo facendo nei fatti. Siamo passati dai 3.500 del 2022, governo Draghi, ai 7.000 di oggi. Li abbiamo raddoppiati nonostante tutte le difficoltà che ci sono nel farli, difficoltà anche di genere ovviamente giuridico, grazie ai nostri cari amici magistrati, che salutiamo. Il messaggio della Lega è sempre stato questo: l'irregolare clandestino o chi commette reati deve tornare a casa sua. Chi invece è qui e dimostra di voler lavorare e integrarsi, se c'è spazio, alla fine è ben accolto. Vogliono intimidirci, ma così ci rafforzano nella nostra convinzione di scendere in piazza. E cosa dire al PD milanese che ha cercato di impedire la manifestazione, che è un atto che rovescia i valori della nostra Costituzione, che a detta loro sarebbe la più bella del mondo. Solo che così solo quando fa comodo alla sinistra, se no si può stravolgere. A sinistra sono partigiani, nel senso che parteggiano solo per loro stessi. Non c'è
un ritorno al ventennio, anzi, dice Romeo, siamo fedeli ad uno dei nostri motti storici, né neri né rossi, ma liberi con Bossi. Un'ultima cosa, si parla di Trump, della posizione anche della Meloni che ha difeso il Papa, si chiede un po' qual è la posizione della Lega. Noi prima abbiamo ascoltato questa bella canzone di qualche tempo fa di David Bowie e Pat Metheny, This is not America. Insomma, la mia America è un po' diversa, insomma, ecco, anche se condividiamo molto di quello che ha fatto questa amministrazione, per esempio diciamo sul ritorno, diciamo, di un po' di buonsenso nelle scuole, sul ritorno per esempio dei valori nella Corte Suprema e quant'altro, però alcune scelte recenti lasciano davvero perplessi. E quindi Romeo che cosa dice? Dice: in aula ho espresso solidarietà alla Premier per tutti gli sforzi che sono stati fatti dal governo per mantenere la funzione che storicamente ha sempre avuto all'Italia, di mediazione tra Occidente, USA ed Europa e il Medio Oriente. Ricordiamoci anche che il lavoro con il presidente Trump è stato utile anche per quanto riguarda poi le minacce di dazio. Ecco, questo non se lo ricordano gli amici, per dire, della sinistra. Questo sforzo della Meloni deve essere riconosciuto dai nostri alleati, soprattutto Stati Uniti e Israele, anche perché in un momento di crisi internazionale mediare è il contributo più raro ma più prezioso che un alleato possa dare. Ecco, si dice che tra amici, insomma, bisogna dirsi le cose come stanno, anche quando magari sono un po' particolari, un po' strane, ecco, insomma. Prima di chiudere vi lascio una notizia particolare, insomma una notizia di casa nostra, viene dalla mia Brianza, quindi è una notizia che avevo già visto sulla cronaca locale, ma che è assurta agli onori anche della cronaca nazionale. Che succede? Il titolo è abbastanza eloquente, quindi ve lo leggo senza commenti. L'ANPI se la prende con le prime comunioni. La sezione dell'ANPI di Arcore chiede al parroco di evitare le celebrazioni per il 25 aprile. L'ANPI vorrebbe dettare il calendario liturgico alla parrocchia. Ha dell'incredibile questo affondo che l'Associazione Nazionale Partigiani, sezione di Arcore, ha riservato nei confronti del parroco del comune attiguo, Lesmo, Don Mauro Viganò. Per il gruppo rosso ha avuto l'ardire di calendarizzare le sante comunioni della sua comunità pastorale proprio nel giorno in cui si celebra il Natale comunista della Repubblica Italiana, ovvero il 25 aprile. Una scelta, quella del sacerdote, che è stata giudicata in maniera molto negativa, diciamo così, dai compagni, che hanno voluto stigmatizzare l'affronto al rituale che prevede parata, gagliardetti e ricordo delle vittime della Resistenza, consegnando ai social una lettera manifesto carica di risentimento. Mossi da un forte senso di responsabilità, fanno la predica al parroco. La scelta di celebrare le prime comunioni il 25 aprile è inopportuna perché non permette ai cittadini di partecipare alla celebrazione istituzionale. Quindi scusatemi, le feste religiose non importa, anzi teniamo aperti gli ipermercati, magari anche il 25, il 26 o a Pasqua o in determinate situazioni, la gente può lavorare, non c'è un sindacato, non c'è sinistra che tenga, e poi perché magari qualcuno giustamente ha un figlio, ha un nipote che deve fare la comunione, è un problema. Ma stiamo scherzando, dico io. Vabbè. Lo scontro continua così. Sentite cosa dice l'ANPI. Colpisce ancora di più che questa decisione arrivi da un rappresentante del clero. Durante la Resistenza molti uomini di chiesa hanno avuto un ruolo importante, spesso pagando con la vita. Ma che cavolo c'entra? Ma che cavolo c'entra? Non è in discussione il valore della Resistenza, non è assolutamente in discussione. Un dato inoppugnabile è che, insomma, queste situazioni dovrebbero essere evitate. Tra l'altro stiamo parlando della stessa ANPI, la stessa sezione, che aveva dato il patrocinio all'ultimo Pride, all'ultimo Gay Pride in provincia di Monza e Brianza, per lo svolgimento di quella che è stata chiamata, scusatemi, lo devo leggere, la Via Frocis, cioè sostanzialmente un'iniziativa che, richiamandosi alla Via Crucis, vedeva ad ogni stazione della parata arcobaleno una sosta e una riflessione di attualità. Ecco,
e quindi bisognava fare questa cosa. Ecco, forse questi santoni laici dovrebbero imparare davvero a essere un po' più laici, dico io. Una telefonata prima di chiudere la facciamo passare subito. Pronto? Ciao, chi sei? Sì, pronto, la voce della Lega, ciao Tonini! Ciao carissimo, dimmi. Pronto, in alti cuori, sei fantastico! Grazie. Sei gigante, hai fatto una puntata favolosa, hai detto tutto quello che dovevi dire, guarda, proprio per l'incontro alle 18 di sabato, guarda. Importantissimo, la Lega, tutti quelli che si lamentano, no? Criticano, bravi tutti a criticare, ma quando che è il momento di farci sentire e dire le proprie opinioni, si scende in piazza, come abbiamo sempre fatto con la Lega! Di fuori, viva la Lega, viva la libertà, viva il mondo del lavoro! Grazie al nostro amico e al suo entusiasmo veramente contagioso. Viva la libertà, viva Radio Libertà, che è l'unica che vi fa intervenire, è l'unica che vi dà queste notizie che si perdono spesso nei meandri del politicamente corretto. Io vi ringrazio, ripeto, come sempre di averci ascoltato. Vi do appuntamento intanto a sabato e poi ovviamente alla prossima settimana per una nuova puntata di Sic et Non.